Eccole le tre cose da fare prima della fine del mondo per questa domenica 28 aprile. La prima, per esempio, è andare, per i 1018 anni di Gorizia, che è stata chiamata la più bella porta aperta sull'Italia, al concerto per l'anniversario della sua fondazione. Il posto è la chiesa di Sant'Ignazio in Piazza Vittoria, impossibile non saperlo. Naturalmente a Gorizia, l'orario sono le ore 18:30. Un po' di storia per segnalare: il nome di Gorizia appare per la prima volta in un documento ufficiale del 28 aprile 1001, quando l'imperatore Ottone III cedette il castello di Solcano, e non Salcano, di Solcano, e la villa di Gorizia in parte al patriarca di Aquileia Giovanni IV di Ravenna, in parte a Werner Eppenstein, conte del Friuli. La città celebra i 1018 anni dalla sua fondazione e per questa ricorrenza ci sono delle associazioni, l'Associazione Amici dell'Arte Felice, in collaborazione con il Lions Club Maria Teresia e l'Inner Wheels di Gorizia Europea, hanno deciso di unire le forze per fare una cosa molto interessante, per fare un regalo a tutti i goriziani, un concerto veramente straordinario composto da Dan Forrest, che è un autore americano di grande talento. Protagonista dell'evento anche la corale Renato Portelli di Mariano del Friuli. Il concerto sarà anche l'occasione per presentare al pubblico la pala d'altare raffigurante Tobia e l'Arcangelo Raffaele, conservata in una delle cappelle laterali della chiesa e che è bisognosa di restauro, e che le tre associazioni sopra citate hanno deciso che bisogna far conoscere questa situazione, e quindi hanno indetto una adozione collettiva di un'opera d'arte con una raccolta di fondi libera e volontaria. Per informazioni di qualsiasi tipo basta telefonare alla parrocchia di Sant'Ignazio a Don Nicola Ban il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 12, il telefono è lo 0481 535106, oppure mandare una mail a parrocchia.ignazio@gmail.com. Un'altra cosa da fare prima della fine del mondo in questa domenica 28 aprile è andare a Monfalcone per Crali e il futurismo avanguardia culturale. Questo è uno dei grandi eventi di questa provincia di questi tempi, alla Galleria Comunale d'Arte Contemporanea di Monfalcone. Questa mostra Crali e il futurismo avanguardia culturale è organizzata dal comune di Monfalcone, che vuole entrare in una nuova fase di rilancio. Per la parte, ci sono svariate sezioni. Per la parte pittorica l'esposizione presenta oltre 80 opere di Tullio Crali, noto in Italia e nel mondo soprattutto per la sua bravura di essere un aeropittore. Ci sono molti disegni suoi di aerei e cose del genere. L'ultimo è coerente e irriducibile futurista. Sono esposti soprattutto dipinti, ma anche disegni a matita, penne e litografie provenienti per la maggior parte dal fondo personale dell'artista, che documentano all'incirca 70 anni di creatività. Sarà esposto in mostra anche un dipinto inedito di Giacomo Balla, uno dei grandi futuristi in assoluto, acquistato da Crali direttamente dall'autore, e Crali stesso dice che è l'unico quadro che ha comprato in vita sua. La mostra è promossa e realizzata dall'assessorato alla cultura del comune di Monfalcone in collaborazione con il Consorzio Culturale del Monfalconese e l'associazione Luce nella Storia, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e la curatela di Marino De Grassi. E l'ultima cosa da fare prima della fine del mondo in Gorizia e dintorni è ritornare nel capoluogo isontino, che a grande richiesta ritorna la fortunata serie di visite guidate organizzate dal KIT, il Cultural Information Touchpoint di Nova Gorizia e Gorizia, che ha sede in piazza Transalpina. Nella stazione della Transalpina c'è la sede di questo punto, e questa volta si va alla scoperta delle bellissime ville del Corso di Gorizia. Per chi fosse stato a Gorizia, per i goriziani stessi, date un'occhiata alle ville, diciamo verso la stazione. Qualche parola per descrivere quello che si andrà a vedere.
Grazie a accenni storici, grazie a un veloce sviluppo dell'industria attorno al 1850, stiamo parlando della città di Gorizia, e alla costruzione di un collegamento ferroviario fino in città, Gorizia cominciò a espandersi e ci fu una sistematica promozione di Gorizia come centro per le cure climatiche. Era famosa nel regno austro-ungarico per questo. La città sull'Isonzo conquista il titolo Nizza austriaca. Con la crescita delle attività turistiche a Gorizia aumentò anche la richiesta per la costruzione di ville sia da parte di famiglie nobili che anche da parte di ricchi industriali, anche da parte di alti militari. Questa visita si svolgerà domenica 28 aprile alle ore 9:30. La durata della visita è di circa 2 ore e mezzo con inizio e fine al medesimo punto. Ad accompagnare i visitatori sarà lo storico dell'arte, il professor David Kozu. È possibile acquistare i biglietti e chiedere tutte le informazioni al Kit Cultural Information Touchpoint Novogorizia Gorizia in piazza della Transalpina all'interno della stazione ferroviaria. Meglio andare là, me l'hanno detto gli organizzatori, che è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 12:30 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 14. Una mail kitng.go@gmail.com o chiamate il numero 00386 51 251 174. E questo è tutto per le 3 cose da fare prima della fine del mondo in Gorizia e dintorni in questa domenica 28 aprile. Per info potete scrivere alla mail alessandrovonfanti@libero.it. Inoltre ringraziamo l'ufficio di Promoturismo FVG di Gorizia.